Ben ritrovati gentili telespettatori alla quinta puntata di Guarda che Stella, il magazine dedicato a Rivignano, alle sue bellezze storiche e naturalistiche. Puntata speciale perché quest'oggi si ricorda il 4 novembre, festa dell'unità nazionale e delle forze armate, che chiude in un certo senso il cerchio dei 150 anni dell'unità nazionale. Vi avevo detto che c'è una sorpresa per quanto riguarda la quinta puntata di Guarda che Stella. La stella, il fiume Stella, è una stella anche vivente, perché abbiamo la nostra new entry, Tiziana Cosmi, la quale sarai un po' la mia alter ego per quanto riguarda le prossime puntate di Guarda che Stella. Allora Tiziana, andiamo a conoscerti bene, soprattutto sei rivignanese doc, a livello televisivo non sei ancora, come si dice, è il tuo debutto a livello televisivo, però quello che conta è che sei già una ragazza preparata, sei del settore, brava, simpatica, cosa aggiungiamo ancora? Per me è un grande onore far parte di questa trasmissione Guarda che Stella, anche perché è un programma che mi sta molto a cuore, perché appunto si inserisce all'interno di quella che è la mia realtà, Rivignano, il paese dove io abito e dove ho sempre vissuto. Come hai detto tu, ho una formazione di tipo comunicativo pubblicitario, quindi per me è un'ulteriore possibilità quella di poter essere qua con voi, e spero che potrete apprezzare il mio lavoro e che vi piacerà molto quello che potrò dirvi e raccontarvi. Essendo che io sono uno che guarda subito queste cose, quando l'ho notata ho detto devi fare parte della mia squadra, e non a caso sarai, come l'ho detto prima, ti manderemo in giro per quanto riguarda le prossime puntate, anche già da questa, perché debutti già da questa puntata, e così avrai l'opportunità insomma di far conoscere ai nostri telespettatori non solo le bellezze di Rivignano, ma anche che a Rivignano ci sono persone come te all'altezza della situazione. Sì. Cominciamo? Cominciamo. E allora let's go! Il 4 novembre, festa dell'unità nazionale delle forze armate, è stato ricordato anche a Rivignano. In mattinata si sono svolte 3 brevi ma toccanti cerimonie presso i monumenti ai caduti eretti nelle piazze delle frazioni di Aris, Flambruzzo e nel capoluogo comunale. L'amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Mario Anzil, assieme alla locale sezione ANA, rappresentata dal capogruppo Andrea Nardini, hanno reso omaggio ai caduti rivignanesi nelle 2 guerre mondiali. Presenti come sempre alcuni rappresentanti del paese austriaco di Port Schack, gemellato da oltre 30 anni con Rivignano, questo a sottolineare il rapporto di amicizia cementato tra le 2 comunità. Ci troviamo all'interno della sezione ANA di Rivignano, dove va a chiudersi la giornata dedicata al 4 novembre. Io vedo già in giro per la stanza la nostra Tiziana, che andrà a sentire sindaco, qualche assessore, il capogruppo della sezione ANA di Rivignano e poi anche gli amici austriaci. E allora, come si dice in questi casi, da questa postazione molto divertente e tutto, la linea va a Tiziana per le interviste. A te Tiziana la parola. Grazie Omar per la linea, adesso mi trovo in compagnia di Marzio Giau, presidente del Consiglio Comunale di Rivignano. Marzio, questa occasione del 4 novembre è stata un momento per celebrare sia l'Unione d'Italia del 150° anniversario, sia anche l'unione che si rinforza ulteriormente con gli austriaci gemellati con Rivignano, in particolare il comune di Poršak. Cosa ci dici di questa opportunità? Beh, è un'opportunità importante perché a distanza di 93 anni dal 4 novembre del 1918, dove ci fu la fine per quanto riguarda l'Italia di una guerra mondiale con gli austro-ungarici, e praticamente a distanza di tutto questo tempo ci vede uniti alla popolazione, in questo caso gemellata al nostro comune di Poršak, che rafforza questo momento di fratellanza e questo momento anche istituzionale importante di 2 nazioni che sono confinanti. Mi trovo con il sindaco di Rivignano, l'avvocato Mario Anzil. Signor sindaco, quando i gemellaggi si fanno bene si ottengono i risultati come quello di oggi, tanta partecipazione da parte sia del comune di Rivignano sia anche dei nostri amici austriaci. Sì, noi siamo molto contenti del gemellaggio con gli amici di Poršak e oggi tra l'altro si rafforza questo vincolo di amicizia in una giornata simbolica, perché il 4 novembre è l'anniversario della vittoria, ma è diventato ora un'occasione di rafforzamento del vincolo di pace che c'è, di fratellanza e di amicizia che c'è con gli amici austriaci. E mi trovo ora insieme a Giovanni D'Orlando. Giovanni, tu hai organizzato questa manifestazione, sei anche un consigliere comunale a Rivignano, come sta andando?
Ma siamo molto soddisfatti e abbiamo avuto anche quest'anno gli amici del comune di Peršak, il nostro gemellato, e speriamo bene che continui bene e siamo molto contenti. Grazie di tutto. E mi trovo ora in compagnia di un caro amico dall'Austria, Christian Berg, da Peršak. È venuto qua proprio per parlarci dell'amicizia che intercorre tra il comune di Rivignano e il comune di Peršak già da moltissimi anni. Christian, da dove nasce l'amicizia tra i nostri comuni? 20 anni fa il nostro sindaco vecchio aveva tanti amici qui a Rivignano e così è venuta questa amicizia con Peršak e con Rivignano. Sono conosciuti, questi due sindaci si sono conosciuti 20 anni fa e così è venuto di questa cosa, sì, di questa amicizia. A Rivignano è sempre un piacere avervi i nostri ospiti, speriamo di rivederci ancora per tanti anni a venire. E il gruppo Alpini di Rivignano è sempre in prima linea nell'organizzazione delle manifestazioni del 4 novembre. Sono insieme ad Andrea Nardini, presidente, anzi capogruppo degli Alpini, e al suo omonimo austriaco Arturo. Willkommen Arturo. Grazie. E benvenuto Andrea. Grazie. Raccontateci un po' di questa manifestazione. Questa manifestazione ormai ha una storia, è lunga, sono decenni, è nata dall'incontro e dal gemellaggio che abbiamo avuto con gli Apeniera di Peršak ed è continuata, si è sviluppata negli anni. Come noi Alpini di Rivignano diamo un aiuto continuo alle associazioni, all'amministrazione comunale, alla protezione civile, abbiamo anche il gruppo della protezione civile, così anche gli Alpeniera austriaci fanno altrettanto a Peršak. Lo facciamo con tanto entusiasmo, l'entusiasmo degli anziani alpini e anche l'entusiasmo dei giovani alpini. Sono sempre meno purtroppo, ma quelli che sono molto buoni e molto bravi. Ringraziamo l'amministrazione comunale anche per i contributi che ci darà. Arturo, anche in Austria la tradizione degli Alpini è molto sentita e la vostra collaborazione per la celebrazione del 4 novembre in Italia è veramente molto gradita. Grazie per essere qua. Ja, es ist eine große Ehre für uns, am ersten Sonntag im November in diese Stadt zu kommen und immer diese Freundschaft, die wir schon seit langen Jahren pflegen, weiter zu verfolgen. Und ich hoffe, in den nächsten Jahren wird das wieder immer so weitergehen. Ci fa tanto piacere di rimanere ogni anno qua e lui dice anche grazie per la ospitalità che avete qui a Rivignano e speriamo che anche l'anno prossimo possiamo venire di nuovo a voi. E adesso sono insieme ad Aurelio Tonizzo, grande memoria storica degli Alpini di Rivignano. Aurelio, ti stai divertendo? Io mi diverto sempre quando vedo tanta gente in allegria, anche di diverse entità come gli austriaci, che noi già da 30 anni ci siamo gemellati come gruppo Alpini e dopo la grande amicizia che noi abbiamo creato a Peršak lì in Austria abbiamo unito i due comuni che 10 anni dopo ci sono gemellati. Quest'anno abbiamo fatto il trentesimo del gemellaggio nostro, del gruppo, e il 20° dei due comuni. Abbiamo fatto una grande manifestazione, una grande festa e speriamo di continuare negli anni a farla perché è un'amicizia, una cosa meravigliosa. Che vale la pena di festeggiare insieme a tanti amici e qua abbiamo anche altri due amici che sono? Diciamo i nomi. Sono Alpini, tutti Alpini. Sì. Roberto e Tonizzo Edi. Dopo il nostro gruppo in questi 30 anni è partito l'anno dopo il terremoto. Abbiamo costruito col volontariato una casa a Tarcento, ricostruita completamente. Abbiamo fatto il monumento, è nominato Parco Divisione Giulia, dove eravamo prima a deposito della Corona. E abbiamo ristrutturato questa sede che era l'ex latteria,
tutto col volontariato, lavorando giorno e notte, e noi abbiamo una chiesetta in mezzo ai campi che è un punto di ritrovo, anche quella era completamente distrutta dal tempo e dalle intemperie e noi l'abbiamo rimessa a nuovo e anche lì facciamo delle belle feste, dunque abbiamo avuto un'impresa nel gruppo che ha sempre lavorato. Allora ancora grazie a Aurelio Tonizzo, agli Alpini di Rivignano, e proseguiamo con i festeggiamenti del 4 novembre. Finisce qui, gentili telespettatori, la quinta puntata di Guarda che Stella. Abbiamo fatto un po' di storia, conosciuto bene ancora una volta quello che si fa qui a Rivignano e nei dintorni di questa importante cittadina della Bassa Friulana, e poi abbiamo scoperto la nostra new entry Tiziana Cosmi, la quale sta arrivando qui vicino a me per i saluti finali. Allora Tiziana, grazie ancora, buon debutto. Innanzitutto posso darti un 6,5 buono, e cosa diciamo per chiudere la trasmissione? Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi aspettiamo per la prossima puntata di Guarda che Stella. Buona serata, anzi buon divertimento con i programmi della nostra rete televisiva. Alla prossima!